Benvenuti a questo seminario organizzato da Vega Formazione in collaborazione con Vega Engineering e con AIESIL. Parleremo di alcuni aspetti particolari del decreto ministeriale del 2 settembre 2021, che appunto è uno dei decreti che è andato a sostituire il 10 marzo 98 ed è il decreto che è andato a normare ex novo quella che è la formazione per gli addetti antincendio, oltre che naturalmente la gestione dell'emergenza in azienda. A proposito della cultura della sicurezza, che registra ancora oggi un ritardo legato soprattutto al malvezzo dell'attestatificio, che personalmente considero anche corresponsabile dei numerosi infortuni, purtroppo anche mortali. Per gli addetti antincendio è infatti importante approfondire la gestione delle prove pratiche, così come prevista alla luce del nuovo decreto ministeriale appunto del 2 settembre 2021. Troviamo fin da subito una evidenza, ovvero l'evidenza di aver inserito le esercitazioni sull'uso degli estintori portatili rispetto alla precedente indicazione, che era al più relativa a una istruzione sull'uso degli estintori portatili, possibile anche avvalendosi con sussidi audiovisivi o dimostrazioni pratiche. E noi sicuramente vediamo una serie di novità che accogliamo come le benvenute. Sarebbe interessante capire perché abbiamo bisogno di formare gli addetti antincendio, ovvero chi sono questi benedetti addetti antincendio. È ovvio che non sono dei pompieri aziendali. Si tratta di collaboratori il cui corretto agire è, a mio parere, a nostro parere e anche alla luce dell'esperienza, fondamentale per il successo della strategia antincendio. Come abbiamo visto, una formazione che deve prevedere un addestramento pratico, perché al di là del fatto che l'addetto antincendio dovrà mai, speriamo sia un mai vero, prendere in mano un idrante per spegnere un incendio, è importante che lui sappia come funziona l'idrante, è importante che lui sappia come va utilizzato. Quindi ecco il motivo per cui il legislatore ha previsto anche questo addestramento pratico.